Viaggiatori, buongiorno! Buongiorno! Sabato 21 dicembre, appena acceso il camper a scaldare un po', caricato tutto, speriamo. Sì, speriamo. Non c'è più uno spazio libero, quindi in teoria c'è. Pienissimo, siamo pronti, si parte stamattina, direzione verso sud. Il punto di arrivo sarà la Puglia, vogliamo tornarci dopo una valanga di anni, dei ricordi di quando eravamo morosetti, 13 anni fa, più o meno. Si parte stamattina, direzione mare, vogliamo pranzare al mare oggi a mezzogiorno e poi, signori, si va in giù, quindi Si parte. Hawaii! Ultime due cosette al volo e via! Prima tappa di questo viaggio, ragazzi. Dove siamo? A Riccione! La classica meta natalizia d'Autonomasia. Parcheggio gratuito in stagione invernale, quindi si paga fino al 30 di settembre. E abbiamo deciso di fermarsi qua per pranzo, vista mare, che non vedevamo l'ora. E niente, quindi facciamo un rapido giretto qua in spiaggia, pappe, e poi si riparte. A noi il mare d'inverno piace, c'è poco da fare. Sì. Merita Ha sempre. quel qualcosa che... E poi Riccione non l'avevamo mai toccato, quindi Prima volta. tappa. Next stop facciamo una leggera deviazione di 20 minuti, ma penso meriti, cioè nel senso vogliamo Per noi passarci. sì, per noi E merita. andremo a casa Meriterà. del dottore numero 46, quindi prossimo stop Tavuglia, ci vediamo dopo. Ciao! Inutile dire che siamo agitati come due Sì. bambini per essere nel Vale, paese Natale di Valentino Rossi, sempre nel cuore. Vale per sempre. Comunque abbiamo parcheggiato, poi vi facciamo vedere dove. E c'era un signore con un trattorino. È stata una scena epica. Berrettino Valentino Rossi, guerra 46 e giubbotto di Sky. C'è un paese di sponsor praticamente. Pazzesco. Su questa scalinata che dopo pranzo non ci stava, ma Aiuta a digerire. esatto, scopriamo Tavuglia. Allora, partiamo col dire che Tavuglia è un piccolo paesino, per carità. Piccolo, ma tanto carino. Molto carino, molto... Sì, sì. A parte che ha una vista stupenda, soprattutto nella parte dello Yellow Park, dove si vede Misano, si vede Riccione, si vede il mare addirittura, tutte queste colline. Di qua c'è una vista altrettanto spettacolare. Ora camminiamo in giro per il paese, C'è un sacco di piccolini. piccolini. in cerca di tracce del dottore ovviamente. E poi proveremo a passare allo store ufficiale di Valentino Rossi e vediamo se riusciamo a portare a casa qualcosa, preso ovviamente a Tavuglia. Comunque sei stato anche a casa di Valentino Rossi. Signori, gadget preso. Allora, vabbè, abbiamo preso una tazza, noi collezioniamo le tazze che portiamo a casa dai nostri viaggetti, quindi ci stava.
La vista del paesino, secondo me, se siete amanti del personaggio, merita. Mezz'oretta avete visitato, Sì, non c'è tanto però- da vedere alla fine, però vedete persone con il cappellino di Vale c'è dappertutto, il cioè paese che- di giallo fluorescente. sì, è bellissimo. Ci sta. Adesso vi faccio Bandiere. vedere dove potete parcheggiare e poi ci sposteremo perché qua vicino c'è il ranch di Valentino Rossi che non è visitabile perché è privato, però ci hanno detto che c'è un punto panoramico di negozianti dove poter vedere. Teoricamente oggi dovrebbero anche girare in moto, speriamo di vedere qualcosa, tanto siamo di strada. Ci vediamo là, anzi vi faccio vedere i parcheggi, poi ci vediamo là. Uno dei parcheggi è questo qua al Palasport di Tavuglia, avete di fianco dove abbiamo messo il camper noi, ce n'è un altro, posto ce n'è e siamo su una laterale del paese, quindi qui andate tranquilli. Eccolo lì il ranch, dopo un paio di chilometri da Tavuglia, seguite per Pesaro e lo trovate sulla sinistra. È a valle, quindi da qui potete ammirare tutto quanto. Teoricamente ci si può arrivare vicini, teoricamente su quella strada là, però ad un certo punto c'è una sbarra perché appunto è privato. Però guardate che spettacolo. Non abbiamo visto piloti, nessuno gira, ma però meritava la visita. Sì. Abbiamo visto anche questa. Ora ci rispostiamo in costa e andremo sullo spot che abbiamo trovato dove dormiremo stanotte, fronte mare, e siamo in zona Senigallia, quindi restiamo nelle Marche e proseguiamo verso la costa, vediamo se riusciamo a vedere qualcosa di tramonto. E se no... Se no andrà bene così. Ci vediamo giù al mare. Ciao! Ragazzi, primo posticino per la notte trovato e Niente direi male. Camera con vista. spettacolare. Volevamo metterci un po' più avanti perché c'è proprio una rientranza che dà sul mare, però era già occupata da un minivan e non volevamo disturbare visto che di spazio ce n'è. Sì, che saremmo stati tanto vicini. Ci siamo messi qui, siamo a bordo strada, però non è che ci sia sto gran traffico. Abbiamo scelto di metterci invece verso il mare e non dall'altra parte dove ci sono tanti stalli per camper, perché lì di fianco c'è la ferrovia. I treni vanno avanti tutto il giorno. Sì, più che Passano altro anche di abbiamo notte. sentito, sì, abbiamo visto molte recensioni che siccome vanno veloci danno proprio fastidio, nel senso Esatto. proprio anche a livello che ti muovi tanto e quindi Stiamo elaborando devo sistemare qualcosa. gli abbellimenti per Natale, visto che quest'anno non addobberemo casa, addobberemo la No, casa un pochino viaggiante. l'abbiamo lo stesso. Sì. Una curiosità, c'è una curiosità, un'informazione utile per l'accesso al mare dalla superstrada. Dalla superstrada per accedere al lungomare bisogna fare dei sottopassi per passare via la ferrovia. Il primo sottopasso che vi farà passare per venire in questo parcheggio qua è basso e non ci si passa, quindi forzate il navigatore ad andare dritto. Sì, a meno che non abbiate un minivan. Esatto, Se no, per carità. poi no. Se avete un camper o un van non ci passate perché deve essere 2,10 metri teoricamente. Quindi andate dritti, passate un'altra rotonda, andate dritti e poi il navigatore vi farà fare la svolta a sinistra con un ponte bello alto e da lì non c'è nessun tipo di pensiero. Ora aperitivo, addobbiamo un po' il Sistemo camper, le lucine. poi ci rilassiamo un po', ci faremo cullare dal rumore del mare e ci vediamo domani mattina. Ciao. Ciao! Sei fatta? Buongiorno! Buongiorno.
passeggiatina mattutina con Luke e considerazioni sulla notte. Cosa ne dici? Cioè, non si può non dormire bene. Mamma mia. Qui. No, la notte è veramente passata benissimo e qui soprattutto dove abbiamo parcheggiato noi, se vedete dietro ci sono le case fra la ferrovia e il parcheggio che attutiscono parecchio il rumore del vento. Sì, non abbiamo... Del treno. Io non ho sentito niente. No, si è dormito veramente bene e Io consigliamo. faccio anche... Non faccio testo, perché io dormo. No, si è dormito Comunque. veramente bene. Stamattina invece proseguiremo verso il sud, entreremo in Abruzzo, visiteremo Ortona e parte della costa dei Trabocchi per poi proseguire verso la Puglia. Quindi ci vediamo ad Ortona.